Renato, perché c'è Lino Chiesa? È il coautore del libro. Io la metto un attimo sullo scanzonato, perché altrimenti potremmo cominciare a parlare di mitopoiesi, potremmo cominciare a utilizzare dei termini tecnici che non solo sono difficilmente comprensibili, ma non sono quello che l'autore vuole raccontare attraverso le pagine del libro. E allora lasciamo dire a Renato intanto perché la presenza di Lino in questa circostanza, in questa occasione. Beh, la presenza di Lino perché Lino è un caposaldo degli alpini in Clariano, no? Questo mio libro che il sindaco in bontà sua ha voluto abbozzare le ragioni per cui l'ho scritto, è un racconto che mette assieme fatti, successi, fatti, leggende, ma che probabilmente sono leggende, un pezzo di storia di 4.000 anni fa, e fatti e successi invece 100 anni fa. Mette assieme grandi battaglie, grandi tragedie, grandi eventi avvenuti nell'età del bronzo e invece i fatti d'arme della grande guerra cosiddetta. Perché Lino? Lino è, a mio avviso, è l'uomo più preparato in assoluto nel conoscere sasso per sasso tutti i campi di battaglia del Dolomiti. Io ve lo dico perché con lui ho percorsi, ma io li ho percorsi guardando così, ma lui mi ha insegnato proprio sasso per sasso. Qui il battaglione Feltri attaccava, lì c'è stato questo. Io credo che sia l'uomo che conosce meglio di ogni altro i campi di battaglia degli alpini sulle Dolomiti. Quindi è bene che sia qua, perché interrogate lui, non me, nel senso che, adesso scherzo naturalmente, sono io che per rispondere a tutti, ma veramente io ho imparato molto da lui e credo che, se volete chiedere qualche spiegazione, vedrete che quanto ferrato e preparato sia nel dettaglio proprio dei campi di battaglia. Io e Lino, quando ci incontriamo nelle giornate o in occasione di svariate degli alpini, inevitabilmente, ma credo che succeda anche a tutti gli esseri umani, andiamo con i ricordi, no? Allora, ti ricordi quella volta che... Allora, tu mi dici, ma possiamo mettere assieme? Sì, sì, ho capito bene la tua domanda, ma io volevo allargarla un po' dicendo che uno, perché scrive un libro? Perché ho scritto un libro? Perché mi scrivo? Beh, prima di tutto lo scrivo perché mi diverto, no? Ho fatto il passatempo, non è che non ho pretese letterarie, io scrivo così. E cosa scrivo? Scrivo ricordi, sono ricordi di fantasia, nessun di quei personaggi là, sì, uno se vuole sforzarsi qua in cerca di dire ma sto qua si riferisce a Tizio, che non si riferisce a niente, sono episodi di fantasia che io ho inventato, si fa per dire, perché sono persone normali che vivono in montagna e che, come dici bene tu, passeggiando o chiacchierando rivedono i luoghi, e così io li metto sulla carta. Ma perché? Perché proprio credo che sia importante, ma questo credo che sia innato in me, il desiderio di trasmettere qualcosa, no? Di trasmettere cosa? Trasmettere le memorie, ma trasmettere le memorie mie sarebbero insignificanti. Bisogna trasmettere, io credo sia un dovere di tutti noi, che qui siamo persone adulte, sia un dovere trasmettere valori, trasmettere ricordi, ma ricordi positivi. Allora, perché credo che ci sia un gran bisogno di trasmettere questi ricordi positivi. Allora, per esempio, o il filo conduttore più che un esempio, il libro. Noi tante volte parlando tra di noi abbiamo detto che questi qua erano posti dove che una volta era, soprattutto si sentiva, e sentevo io, ma sentivo che così era nel diffuso questo desiderio di conoscere meglio, un po' meglio le leggende di questi luoghi.
le leggende delle Dolomiti le sanno tutti e non le sa nessuno, nel senso che a pizzichi e bocconi dice sì, è vero, là, il bosco dell'Antelao che era le aguane, ma nella una costruzione una pianificazione del racconto delle leggende dei Dolomiti c'è, naturalmente non ho inventato io, c'è, ma c'è nei libri colti, nei libri di storia profonda, libri che hanno poi dimostrato che non era solo proprio una leggenda, ma invece queste persone, queste personalità, vivevano nell'età del bronzo in quei territori, tant'è che attraverso l'intuizione di Piazzetta e poi gli studi dell'Università di Ferrara sono arrivati a trovare l'uomo di Montevalle, l'uomo che oggi è custodito nel museo di Selva di Cadore. Quindi non era, sì, naturalmente è una leggenda, ma non era proprio una cosa inventata. Nelle Dolomiti esisteva questa civiltà, allora io l'ho trasformata in una specie di favola, ho usato di tutte le raccolte che ho potuto raccogliere su questa leggenda ed è trasformata in una favola per bambini, nel senso che, come ha detto il sindaco, il sindaco che è un papà lo può raccontare ai suoi bambini, e la mia speranza è che trasmettere queste informazioni, questi racconti così, si possa continuare a ricordare questo fatto, che è un fatto vero. Ecco, gli studiosi che hanno studiato questo caso hanno più di uno ha detto che peccato che non ci sia stato un cantore nel senso letterale della parola, che non abbia ricordato, scrivendolo evidentemente, tramandando ai posteri queste leggende, perché sì, è una leggenda, la Doloscilla che è l'eroina di questo racconto, è una bella principessa delle Dolomiti, questa forse non è mai esistita, ma forse non è mai neanche esistito il prode Achille della battaglia di Troia, no? Forse non, anzi sicuramente non è esistito, ma lui ha trovato un fine dicitore, un fine cantore che l'ha potuto esaltare, e la Doloscilla l'ha trovato secondo me, no? Allora questo vuol dire di trasmettere questi ricordi ai bambini, che poi spero che lo raccontino a loro volta. E si collega all'altro discorso, che è quello delle vicende umane, e qua tu dovresti andare un po' lì, no? Il discorso dell'altra vicenda umana, che adesso ricorre il centenario. Io credo poi che questa grandissima tragedia, che io l'ho scritta nel senso più come si può dire, meno traumatico che possibile, perché le centinaia di migliaia di morti che ha fatto la Grande Guerra, centinaia di migliaia, ricordate che insieme abbiamo fatto 600.000 morti, e il fronte non era mica lungo come nella seconda guerra mondiale, che partiva dalla Russia e finiva in Africa, il fronte era dall'Adamello a Capodistria, insomma, questo era il fronte. Su questo spazio che in linea d'aria si percorreva con un elicottero, non so, in un'ora, abbiamo avuto 600.000 morti. Allora questa immane tragedia è avvenuta 100 anni fa deve insegnarci qualche cosa, no? E allora io nell'invito che qualcuno che sicuramente avete visto, comunque che abbiamo diffuso, cosa ho detto? Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che Quattro Alpini, il sindaco è venuto, era il sindaco, è il sindaco, ma io ho chiesto al sindaco di venire come capitano degli Alpini, il sindaco è il capitano degli Alpini, di riserva, speriamo che non lo useremo mai, anche perché se lo usasse perdiamo una guerra sindaco, e perdiamo anche il sindaco. Allora, e allora questi altri due miei amici che sono alpini come me. Nicola, bisogna che lo presenti io perché lui non si è presentato, ma ve lo dico io chi è Nicola. Allora, Nicola è alpino, di piedi io, avvocato, ma soprattutto è lo speaker delle adunate nazionali. Quando le adunate nazionali, che durano dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera e sfilano centinaia, migliaia di alpini, per tutta la città ci sono gli altoparlanti e si sente questa voce che narra le vicende dei gruppi, delle sezioni, si chiamano, non so, del tecnico, degli alpini che sfilano. Ora, siccome gli alpini sfilano per città, lui collega la città, il luogo dove questi alpini vivono, non so,
se è di Vicenza parla dei battaglioni alpini che si riferiscono a Vicenza, se sono della Val d'Aosta si riferisce ai battaglioni alpini e racconta, fa lo speaker, narra vicende di guerra di quel periodo. Tutti, siccome che frequentano le adunate alpini sono dei 400-500.000 persone, la sua voce è sentita da 300-400.000 persone che racconta fatti alpini, va bene raccontare anche qui quando gli hanno detto, no, lui ha accettato e ha raccontato con famiglia. Ecco, allora per tornare a rispondere, dopo la faccio lunga lista. Il motivo perché è uscito questo libro è duplice. Uno è raccontare ai bambini le favole perché se lo ricordano, e uno raccontare agli adulti le tragedie immani che sono avvenute con la speranza che almeno un pensiero di suffragio, di preghiera per quei poveri ragazzi di 20 anni che sono morti in questa immane tragedia. Sono un appassionato da 40 anni e oltre, quando posso cammino in montagna cercando fra le crolle la storia dei nostri vecchi. E questo perché? Questo perché nella mia famiglia avevo ben 5 zii, quindi 18, di cui solo uno per fortuna è rimasto lassù. Gli altri a casa tutte le sere ti raccontavano la solita storia, o la solita o la nuova, cioè queste montagne che per loro sono state la casa per 2 anni e mezzo, mi venivano descritte in maniera anche abbastanza buona. In effetti le nostre Dolomiti non sono così cattive nel camminarle, nel frequentarle, sono montagne che sono percorribili in lungo e in largo senza grosse difficoltà. E lì gli alpini avevano fatto, gli alpini, poi non solo gli alpini, poi c'erano anche i bersaglieri di infanti molto spesso assieme a loro, avevano fatto di queste rocce una loro abitazione. E sentirle narrare è una cosa, frequentarle è tutta un'altra. È tutta un'altra cosa perché l'aspetto diventa molto più duro, molto più pesante di quanto lo descrivevo. Pensate che solo quelli che hanno conquistato il passo della Sentinella consumavano 30 kg di materiale al giorno. Cioè questo materiale andava portato su da Padova fin sotto, fino all'attuale rifugio Berti, e vabbè, con gli automezzi, ma poi andava portato sulla spalla. I mascabroni, che erano quei 30 uomini che vivevano lassù a 3200 metri per aspettare la nuova stagione per saltare addosso agli austriaci che erano al passo, consumavano 30 kg al giorno, qualcuno li doveva portare su. E molti hanno trovato la morte bianca portando questo materiale a spalla, ma gli occorrevano fra tavolame, cibi e munizioni di media 30-32 kg a testa. Sono tanti. Ma se noi oggi percorriamo quei luoghi, non è vero che ci rendiamo conto se alle tue spalle non c'era qualcuno che te le aveva raccontate queste cose. Qualcuno che faceva questo servizio proprio per spirito alpino, ma soprattutto per spirito di patria. E là vivevano. Il ripercorrerle, cercare, trovare uno spazzolino da denti, un pezzo di scarpone, magari con 2 dita dentro, come spesso succede, già ti fermi e cominci a pensare. Quanto siamo stati fortunati noi che non abbiamo vissuto queste cose. Noi siamo veramente nati, come si usa dire, a Conegliano nel buon vaso, nei confronti di loro, che all'età di 22, 23, 24, 25 anni si trovavano, lasciavano a casa la famiglia, spesso con i figli, e andavano a vivere tra i pidocchi, perché non avevano nemmeno l'acqua per lavarsi. Qualche volta avevano qualche lumicino, 3-4 centimetri, ne abbiamo trovati ancora. E a petrolio, dove scrivevano le lettere a casa, o all'amorosa, o alla moglie, o ai figli, o ai genitori. Ti viene veramente da riflettere e dire e tramandare ai giovani: cercate che questo non succeda più. Sono lezioni di vita, secondo me, che però vedo che nelle scuole non attaccano, non viene insegnato questo nelle scuole. E ha fatto benissimo Renato a scriverlo.
lo ha scritto, lo ha ripetuto anche stasera, dobbiamo tramandare questi valori ai nostri figli, perché, ripeto, perché questo non deve più succedere. Questa gente che veniva ammazzata spesso dal freddo o dalla valanga o dal solito cecchino che ti aspettava nel passaggio più triste, nel passaggio più esposto, e tu non tornavi più a casa. I tuoi figli restavano lì, da soli, con davanti un avvenire non sempre roseo. Comunque lo scarpinare e l'unghiare fra queste crode ha un fascino particolare, è una cosa che ti avvolge, che ti convince, è una cosa che ti conquista. E io continuo ancora a farlo finché le gambe mi tengono, però ormai sappiamo che la va a pochi, no? Silenzioso per me, la va a pochi, è logico che la va a pochi. Ma spesso cerco di portare con me qualcuno che ha un minimo di passione, ha un minimo di cultura, cerco di spiegargli ciò che so, ciò che mi hanno descritto, ciò che ho imparato a camminare in queste montagne. Spesso ti vedi o nominano i generali, ma quello faceva questo, quello ha dato quell'ordine, si capisce, oggi a posteriori è molto facile dire questo ha sbagliato tutto, questo non ha capito assolutamente nulla. È successo anche questo, però comandare non è proprio facile, si possono anche fare degli errori. Certo che questi errori costano molto cari, costano carissimi, ecco, perché stai giocando con le persone, con le vite umane. Per quanto poi riguarda l'affettività, l'ho già detto prima, tu quando entri in una trincea e trovi un qualcosa, sogni, pensi, ma questo cosa faceva, perché gliel'hanno portata, e il grasso, cosa serviva il grasso? E le scatolette, e vivevano solo di quello, ma è impossibile, ma no, ma sì, ma invece era tutto assolutamente vero, lassù arrivava l'essenziale e soprattutto quello che era sempre presente era il freddo. Quando hanno conquistato la Tofana prima, gli alpini del battaglione Feltre si davano il cambio di guardia ogni quarto d'ora. Di più uno non resistiva mica a 3300 metri di altezza. Ma non con le attrezzature che andiamo su oggi noi, che abbiamo scarponi, giacche a vento, maglioni, pantaloni eccezionali, puoi anche dormire al ghiaccio, non succede nulla. No, loro avevano la loro divisa, il paltò e qualche coperta. Tutto qua, quando avevi bagnato quello lo stavi bagnato. E a 3000 metri ti viene sul serio da pensare, questi erano mostri, questi erano gente tutta particolare, e poi avevano queste iniziative, costruivano le baracche che sembravano nidi di tordo appese alle crode, cioè sembrava più un nido di rondine che una stanzetta 2 o 3 dove si rannicchiavano per ripararsi dalle tormente. Baracche che sono su dopo 100 anni. Questi erano tutti ingegneri, non erano dei mostri, avevano veramente del cervello, non facevano le cose a caso. Non è possibile che una scala di corda messa lì dopo 100 anni sia ancora lì. I chiodi, quanto spesso adoperiamo i chiodi che loro hanno già piantato. E sono buoni, sono ottimi, ma li tocchi e poi vedi subito, tengono ancora. E non avevano i fisher. C'era solo un po' di legno, il chiodo buttato dentro, amen. Erano veramente dei mostri, erano gente eccezionale che del nulla ha fatto uno scopo della loro vita, della loro permanenza in montagna. Sì, è successo tutto sopra il passo Pospolka, per chi conosce la zona vicino al Col Rosà, fra il Col Rosà e i Cianderoi che sono a ridosso delle Tofane. L'artiglieria era sopra i Cianderoi, che vi consiglio di andare a vedere per andare a Ravalles, con la funivia, poi giri a destra, vai a piedi, fai tutto questo percorso bellissimo fin sopra Ponte Alto, diciamo. E noi l'abbiamo presa da sotto, invece dalla parte della forcella Pospolka, e si andava su così, in cerca, perché
È chiaro, deve andare fuori sentiero per trovare qualcosa di bello, il resto non c'è, non esiste. E a un certo punto siamo rimasti lì, proprio nessuno più parlava. C'era un albero tagliato a 4 metri di altezza, è un cimolo, avrà adesso 2 metri di diametro, con delle radici che sembrano mani che si appendono all'ingiù anziché all'insù sulla croda, ed è abbarbicato lì e lì e sopra. Basta qua, perché l'hanno tagliato? Abbiamo fatto il giro e sopra la bellissima sorpresa. Avevano scavato la porta sull'albero, scavato l'albero all'interno e oggi è ancora vivo, e fatto un buco da 30 per 30 circa che guardava su verso la stua, e quella era la garritta e l'osservatorio, soprattutto l'osservatorio delle cannoni che stavano sopra, che tiravano verso la stua. E perché hanno tagliato questo albero? L'hanno tagliato questo albero perché, lasciandolo, era immenso probabilmente come altezza e quindi era facilmente visibile anche dal nemico. Invece loro l'hanno tagliato a livello degli altri abeti che erano là, in modo che fosse mimetizzato. Ma attraverso questa fessura, questo sportello da 30 per 30, loro davano gli ordini delle correzioni del tiro dell'artiglieria. A oggi questo c'è ancora ed è bellissimo. Lì è un punto dove mi sono commosso, mi sono così proprio, ho detto, ostria, sembra ancora di viverlo quel momento, perché tu entri e hai questo bellissimo panorama davanti che è quello di Ostua, di tutta la valle sud, fino al Sennes. Incredibile. È difficilissimo da trovare, difficilissimo. Ho segnato, è a quota 1830, e questo lo so perché avevo l'altimetro e mi sono segnato ben la quota in modo da ritrovarlo quando voglio. Tant'è che gli ho proposto a qualcuno là di Cortina, che è più umano del sottoscritto, di mettere dei tiranti in maniera tale che non cada, perché la trovi la baracca, il baracchino, la garritta fatta in muratura, ma di legno e naturale io non ne avevo mai visto. Mai. Ma io per natura sono reazionario, quindi per forza, no? Quando scrivo sono reazionario. Io non sono un moderato. La mia indole è quella un po' aggressiva, no? Io sono aggressivo. Anche quando scherzo sono aggressivo. Quindi anche quando scrivo sono aggressivo. Allora, Dino, io ho detto che sa tutto, no? Vedete che non è vero, ma se è vero, poi lui sa tutto veramente tutto. Proprio sa passo per passo, sasso per sasso, perché mi ha insegnato tante cose. Per me reazionario, io credo di essere stato reazionario in questo senso. La Grande Guerra è stato un inutile massacro del Papa, no? Prima ancora di cominciare, era un inutile massacro. Tutte le guerre sono un inutile massacro, ma sono anche inevitabili però, perché dal momento dell'origine dell'uomo da Caino in poi gli uomini si sono sempre uccisi, e quindi il pacifismo, detto così come un'affermazione sacra, santa, è una bella cosa, ma è astratta, nel senso che fa bene il Papa a dire fermiamo la guerra, ha ragione, lui fa il suo mestiere, fa il Papa, dice dobbiamo fermare la guerra. Tutti noi che siamo alpini siamo contro la guerra, non c'è un alpino che ama la guerra, se non è matto, se non è matto di matti sono dappertutto anche negli alpini. Ma le guerre sono inevitabili perché? Perché quando il Papa mi dice, adesso non voglio mica correggere il Papa, mi si guarda bene, ma mi dice fermiamo la guerra, come la fermiamo? Allora, nella nostra preghiera degli alpini c'è una frase che è molto dibattuta in questi ultimi anni, 2 righe, che la frase è: rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra millenaria civiltà cristiana. Questo è stato qualche prurito, qualche orticaria nel mondo del mondo cattolico, nel mondo dei preti. Perché dico, ma le armi, rendi forti le nostre armi, ma le armi sono... Sai, io ripeto, ritengo che il pacifismo detto
in pratica non possa esistere, è una forma astratta, perché in questo momento gli IRIS, quei guerriglieri che stanno distruggendo la nostra civiltà, come li fermiamo? Come li ferma uno Stato organizzato se non con le armi? Come lo vuoi fermare? Lo fermiamo proprio con le preghiere, non so che le preghiere saranno per non andare all'inferno, ma bisogna che a un certo punto ci sia la forza per poter fermare un'altra forza. Quindi la mia aggressività del libro è invece per la stupidità, quando dicevo che è inutile strage, per la stupidità in cui quei momenti, Lino dice sempre non essere sul posto per aver capito quelle cose là, e sono d'accordo con lui, per certi episodi particolari, no? Ma quando nel Gravon del Forame, entriamo nel merito, il Gravon del Forame è sul cristallo, c'è un altopiano leggermente in salita, lungo 1 chilometro, quando sarà, un campo di volo sembra, no? Un Gravon piano. Dall'altra parte, sopra una cresta, c'erano le mitragliatrici austriache. Quel generale, probabilmente non è stato generale dell'ordine, è stato un colonnello, ma il generale lo sapeva, che mandava continuamente all'assalto gente che sapeva certamentissimamente che sarebbero morti, perché era impossibile su un terreno piatto come una mano. Dall'altra parte sono quelle mitragliatrici e tu mandi avanti gli uomini. Quando nel Carso, nel Pini non c'entrano, ma sempre della stessa guerra si tratta, ci sono stati 13 assalti al Carso con 100.000 morti, che sono gli di Puglia, il Papa è andato a pregare lì, e per conquistare 2 metri di terra e 100 metri dopo c'è un'altra collina uguale precisa, che una volta raggiunta quella poi c'era un'altra, quindi non serviva a niente. Allora io nel mio dire aggredisco questo tipo di stupidità umana. Lo facevano tutti, però non erano solo i nostri generali, lo facevano tutti perché era il modo di fare la guerra stupido. Non ho mai più fatto quel tipo di guerra, non era mai stata fatta prima né dopo, perché è stato proprio un episodio, una carneficina inutile e da raccontare, proprio da raccontare perché non si faccia più, come ha detto Lino, non si faccia più. Questo se mi intendi dire che sono aggressivo in questo, sono aggressivo. Lasciata l'automobile a Rio Gere, sulla strada che da Cortina raggiunge il passo Tre Croci, con una seggiovia poi e con una cabinovia, in pochi minuti raggiungemmo il rifugio Lorenzi sulla Forcella Saturnies, che è a 2932 metri. Lo so bene, si poteva anche salire scarpinando, ma non valeva la pena di sprecare energie. Già allora c'erano gli impianti di risalita. Giunti in quota ci sarebbe stato ancora molto da faticare. Se arrivi qua a quasi 3.000 metri con le tue gambe, poi non hai più voglia di esplorare tutto quello che c'è da vedere. Dalla Forcella ci avviamo verso nord, per intenderci verso Carbonin. Per un breve tratto percorremmo la ferrata di Bona fino alla Forcella Grande. A quel punto, abbandonata la via e piegando a destra, scendemmo nel grandissimo altopiano deserto, leggermente inclinato del Gravon del Forame. È un paesaggio lunare, piatto e liscio come il palmo di una mano. Oggi la discesa è attrezzata con cavo d'acciaio, noi usammo la corda che ci eravamo portati appresso. A est si staglia contro il cielo una lunga parete di rocce affilate, sono le creste di Costa Bella. A sud, con lo sfondo del cristallo, si può ammirare il ghiacciaio, uno degli ultimi rimasti. Una volta erano numerosi sulle Dolomiti e ora si possono contare sulle dita di una sola mano. Ha tu visto che nel ghiacciaio del cristallo tasi l'assa che conta? A ovest l'arido pianoro termina con un strapiombo su Ospitale. Da lì il teatro della battaglia era veramente chiaro. Gli austriaci dominavano la vetta del Costabella. I nostri potevano attaccare avanzando in massa sulla piana liscia come un campo di calcio, senza l'erba sotto il fuoco delle mitragliatrici. Oppure in fila indiana sulla filata cresta Costabella tentare di raggiungere la vetta e scalzare le mitragliatrici nemiche. Nel primo caso i numerosi attacchi furono una vera mattanza, nel secondo un vero tiro al bersaglio con i poveri alpini caduti che rotolavano come barili giù nel precipizio. Inutile eroismo, non avrebbero mai potuto raggiungere la cima del Costabella dove i tedeschi ben appostati e riforniti di munizioni da una teleferica collegata con Carbonin potevano stare del tutto tranquilli. Questo è uno dei passaggi che sottolinea
questo intarsio tra il mito e la realtà, tra la bellezza e la suggestione del paesaggio dolomitico e le vicende storiche che anche noi a distanza di 100 anni stiamo trasformando in un mito. Almeno per gli alpini vale questo. Gli alpini nel loro modo di proporsi e nel loro modo di conservare la cultura che li ha generati, che è la cultura della quotidianità, la cultura di prossimità, quella che si compra alla mattina insieme con il pane e che si vive con la cura dei nostri vecchi e il saluto e la buonanotte ai nostri anziani. Ecco, con quel tipo di cultura continuiamo a vivere queste emozioni e a trasformarle in un'occasione e in un motivo perché ci si possa riflettere, ma non solo, perché si possa unire quel mondo che ci è caro con la realtà e la quotidianità, con quella serie di valori dei quali è testimone Renato. Perché senza dubbio questo libro, vedi, lo considero reazionario non solo perché inneggia alla pace, ma a una pace vera, a una pace concreta, non a una pace sbandierata e di bandiera o di facciata, ma perché è intarsiato di una serie di valori che sono tipici di una cultura, di un modo di essere che ha caratterizzato la generazione che mi ha preceduto, ma che caratterizza ancora la generazione che è seguita, che io posso rappresentare, nelle occasioni in cui ha saputo ascoltare la trasmissione del pensiero e del racconto dei vecchi. E forse in questo espediente dell'utilizzo del filò serale, del narrare ai più piccoli per stare insieme ai più grandi, c'è questa affermazione di una controcultura, di una di un controtecnicismo. Renato, pur usando il computer, è evidentemente profondamente contrario all'utilizzo del computer come elemento che supera il contatto umano e il rapporto della quotidianità. Sto dicendo delle sciocchezze, Renato? Ho usato il computer e non avrei potuto scrivere i libri se non ci fosse il computer, nel senso che in tutta la mia vita non ho mai dovuto scrivermi una lettera, avevo sempre avuto una segretaria per tutta la mia vita che mi scriveva le lettere, per cui io non ho mai imparato a scrivere a macchina, non mi serviva, avevo sempre qualcuno che me lo faceva per me. Poi avevo meno tempo e quindi non scrivevo come scrivo adesso. Ho sempre scritto, con la penna tilografica, con la biro, ho scritto. Ma sai, scrivere diventa difficilissimo, scrivere per bene, sono bravissimi quelli che tuttora ci sono ancora scrittori che scrivono con la penna, almeno dicono di farlo quando si scrive mica, ma poi c'è qualcun altro che col computer è facile, no? Perché fai una riga, sbagli, torni indietro, metti a posto, quindi il computer è una bella cosa. Però è una cosa disumana, no? È una cosa disumana perché la tecnologia avanzata, esasperata, questa tecnologia avanzata e esasperata che ci ha portato e ha portato me, fortunato io, a poterne usufruire, i miei genitori non avrebbero mai potuto scriverlo, a poter scrivere un libro io che non sono uno scrittore, che sono uno che lo fa per passatempo, perché c'è la tecnica. Però questa tecnica che è utilissima ma disumana ha reso una barriera tra gli uomini. Allora mi piace dire questa frase: ha rovinato quelle che erano le lettere d'amore. Allora io non ho mai scritto una lettera d'amore perché la Luigina, che poi mia moglie, non siamo sono tutti amici, lo sanno, l'ho sposata 6 mesi dopo che l'avevo conosciuta, che non ho avuto tempo a scrivere lettere d'amore, l'ho conosciuta, l'ho sposata e non sono andato sul gatto, non ho mai scritto lettere d'amore. Non ho mai scritto lettere d'amore. Sei sempre fatto. Non avevo tempo. Però le lettere d'amore, uso questo espediente di lettere d'amore per dire, le lettere d'amore sono un bene duratuso, perché le conserva, ma è un modo di trasmettere messaggi sempre con una tecnologia, perché mettere l'amore bisogna la pena, no? Quindi la tecnologia dell'epoca era la pena, ma però trasmettevano umanità. Oggi
morosi, com'è che si trasmettono i messaggini? Col messaggino, io parlo, come si chiama quella fase? Bolcometro, e qui magari possono scrivere frasi d'amore poetiche, meravigliose, ma dopo le cancellano dopo un secondo, quindi sparisce tutto. Quindi tutto questo rapporto di tecnologia ha reso utile me, è stato utile per me per poter scrivere il libro. È utile a tutti voi perché potete telefonare, tutti noi perché possiamo telefonare, fare. È un disastro sulle finanze dove mi intendo un po' di più di libri perché ha creato il problema della crisi che io definisco questa crisi, mi perdonino quelli che si intendono più di me, di soldi, la crisi è dovuta a tante cose, ma prevalentemente è dovuta alla velocità di comunicazione, no? All'istantanea comunicazione e quindi al movimento di capitali fatti in tempo reale, sfruttando il fuso orario che tecnologia o non tecnologia sempre 24 ore ci mette, quindi la borsa di Tokyo, di non so dove, adesso non mi ricordo più dove, è la prima borsa che si apre al mattino, apre a una certa ora e quella di Wall Street finisce. In questo periodo di tempo avvengono tutti i disastri della finanza. Ora questa è la tecnologia è disumana, è tragica, è utile per scrivere il mio libro, ma è una grande perdita di umanità, oltre che essere crudeli, è una grande perdita dell'umanità. Noi tra di noi non ci parliamo più perché o usiamo il telefonino o noi ci parliamo perché andiamo a bere ombre e quindi bevendo ombre noi tra di noi parliamo, ma i giovani non si parlano, le nuove generazioni non parlano, si scrivono, hanno sempre la farla in mano, ma non resta niente. Ecco, io adesso chiederei semplicemente a Renato a chi vorrebbe dedicare questo libro. Io l'ho già scritto, l'ho dedicato a mia moglie. Benissimo, bravo.